Con l'ingresso delle due squadre in campo a me non resta che dirvi amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo, ultima giornata per il campionato regionale Under 15 Elite. Ad aprirla saranno Athletic Club Palermo contro Cus Palermo. Godiamoci l'ingresso delle due squadre in campo, dopodiché leggeremo gli uomini a disposizione della squadra di casa. Per l'Athletic Club Palermo troviamo col numero 1 Curcuruto Salvatore, col numero 2 Montalto Simone, col numero 3 Brancato Marco, col 4 Alaimo Ariele, col 5 Orlando Felice Mattia, col 6 Galante Roberto, col 7 Somauro Adamo, con l'8 Tango Vincenzo, col 9 Martino Michele Pio, col 10 Curcuruto Daniele e con l'11 Filippone Daniele. A disposizione col numero 12 Consolo Francesco, col 13 Mansueto Gaetano, col 14 Migliore Federico, col 15 Mereu Giordano, col 16 Cavallaro Francesco, col 17 Campagna Giuseppe Mattia e col 18 Spina Massimo. Abbiamo il tempo anche di leggere gli uomini a disposizione del CUS. Troviamo col numero 1 La Cara Cristian, col 32 Cani e Cristian, col 3 Vassallo Domenico, col 10 D'Amico Nicolò, col 15 Alongi Andrea, col 16 Piazza Edoardo, con l'8 Pizzo Salvatore, col 33 Scalici Andrea, col 90 Pizzoli Vincenzo, col 29 Aricò Andrea e col 77 Remigio Francesco. A disposizione col numero 12 Garofalo Samuele, col 5 Palma Raffaele, col 19 Montalbano Cristian, col 7 Di Maio Tommaso, col 4 Geraci Davide, col 30 Asiedu Elio, col 21 Raia Pino, col 2 Pecorara Francesco Paolo e col 9 Gianfortone Edoardo. I ragazzi della squadra di casa si caricano prima dell'inizio del match. Si dispongono sul campo le due squadre, sulla destra i nero-rosa, sulla sinistra gli ospiti. Direttore di gara che si confronta con gli assistenti prima di dare il via alla gara. Si può iniziare. Si dà inizio quindi ad Athletic Club Palermo Cus Palermo, ultima giornata del campionato Under 15 regionale. Lancio lungo dell'Athletic, che prova subito a sorprendere le linee difensive del Cus, che si fanno trovare però attente. Colpo di testa da appoggiare tra le braccia di La Cara, che si appoggia poi al compagno più prossimo. Presta subito alto l'Athletic a disturbare la manovra di costruzione del Cus. Altro lancio lungo del Cus, interviene però con tranquillità Curcuruto, che afferra il pallone tra le braccia e lo appoggia al compagno più prossimo alla destra. Lancio lungo ad allontanare di Galante, poi possesso recuperato dal Cus, che ritorna dalla difesa per costruire dal basso. Poi il lancio lungo intercettato con facilità da Filippone, e poi palla che va lunga a cercare il numero 9 Martino, che controlla, salta l'uomo, ha trovato la giocata 3 contro 1 il numero 9 Martino, poi altro lancio lungo sempre a cercare il numero 9, stavolta pallone che però finisce tra le braccia di La Cara.
che ancora una volta decide di appoggiarsi corto al compagno. Continua a pressare alto l'Athletic, a disturbare la manovra di costruzione avversaria, poi pallone che viene intercettato con facilità, lancio lungo a cercare il numero 7 Somauro, poi palla che viene allontanata fuori. Rimessa laterale per l'Athletic, zona abbastanza avanzata. Pallone che prova a spiovere in mezzo, poi viene nuovamente allontanato in rimessa laterale. Ancora pallone a cercare stavolta il numero 4 Alaimo, poi palla che viene recuperata dal Cus che tenta il contropiede, poi fischia il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione in favore del Cus Palermo. Punizione battuta all'indietro. Continua a pressare alto l'Athletic. Pallone che esce fuori. Rimessa laterale per il Cus. Va a recuperare Vassallo. Pressa alto il numero 10 Curcuruto e poi commette fallo. Punizione per il Cus, battuta a cercare di prendere di sorpresa l'Athletic che poi allontana il pallone fuori. Altra rimessa laterale per il Cus. Palla nella zona della bandierina, poi viene allontanata nuovamente fuori da Filippone. Altra rimessa laterale che va a spiovere in aria, poi pallone che viene allontanato e Athletic che può ripartire sulla corsia di sinistra. Pallone tra i piedi del numero 9 che lancia lungo verso Somauro. Ancora Somauro che scatta sulla corsia di destra. Prova a lottare, poi pallone che gli sfugge dai piedi e che esce fuori. Battuta la rimessa laterale, prova a disturbare il numero 4 Alaimo, poi pallone che viene recuperato. Rapidi scambi di possesso, poi lancia lungo il Cus a cercare di sorprendere le linee difensive dell'Athletic. Poi pallone che rotola facilmente tra i piedi di Curcuruto, che si prende il tempo di gestire, poi si appoggia con i piedi al compagno. Pressa anche il Cus a disturbare la manovra di costruzione della squadra di casa. Ancora però possesso Athletic che può scattare sulla corsia di destra. Pallone che spiove in mezzo e poi allontanato di testa. Ben posizionata la difesa del Cus che recupera e prova a sua volta a ripartire. Tutto regolare finora secondo il direttore di gara. Costretto ad uscire Curcuruto ad allontanare con i piedi in rimessa laterale. Ancora possesso per il Cus che prova a farsi strada tra le maglie nero-rosa, poi pallone che viene allontanato ancora una volta fuori. Lancio lungo in rimessa laterale. Pallone che va a cercare il compagno posto in profondità. Continua Athletic si guadagna la rimessa laterale, va a recuperare il pallone Filippone, poi lo cede a Curcuruto. Ancora pallone tra i piedi di Filippone che
Mette la palla in mezzo, però facile tra le braccia di Lacara. Lancio lungo di Lacara a cercare i compagni posti in profondità. Difende il pallone il numero 2 Montalto, che poi lo allontana in rimessa laterale. Lancia lungo verso Somauro, poi pallone recuperato dal Cus, che prova a bucare le difese dell'Athletic, però si fanno trovare molto attente. Ma attenzione, ancora possesso Cus sulla corsia di sinistra, prova a verticalizzare la squadra ospite, poi pallone che viene recuperato e allontanato. Palla che rimane in gioco, recupera ancora una volta il Cus, che prova ancora una volta l'affondo. Palla tra i piedi del numero 3 della squadra ospite, che prova a servire i compagni in mezzo. Palla che buca la difesa, ma che poi viene allontanata. Altro pallone allontanato. Poi palla lunga imprecisa, che termina sul fondo. Batte corto Curcuruto, poi lancio lungo dalle parti di Somauro, poi pallone che viene allontanato, palla pericolosa per l'Athletic. Continua a difendere il possesso il Cus Palermo, che prova adesso a affondare sulla corsia di destra. Tre maglie nero-rosa ad ostacolare, poi il numero 3 Brancato ci mette il corpo, pallone che esce fuori. Sarà dunque rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa battuta, pallone che però rimane ancora lì. Mette pressione l'Athletic, poi pallone cercato di mettere in mezzo, che però finisce facile tra le braccia di Curcuruto, che si limita semplicemente ad accoglierlo. Poi rinvio impreciso, pallone che torna tra i piedi del Cus. Poi ci mette una pezza, giocatore dell'Athletic che rimane a terra, direttore di gara che continua a far giocare. Gioco momentaneamente fermo. Gioco che può riprendere. Lancio lungo sulla corsia di destra. Riesce ad intercettare il pallone il numero 9. Poi pallone che esce fuori. Rimessa laterale interessante per l'Athletic. Pallone che rimane ancora nell'area del Cus. Prova a mettere in mezzo Somauro. Pallone che viene allontanato e poi recuperato dal Cus Palermo, che prova subito il lancio lungo. Buona lettura da parte della difesa dell'Athletic, che recupera il pallone e può provare adesso a ripartire con il pallone tra i piedi di Filippone, che poi serve il numero 10 Curcuruto, che scatta sulla corsia di sinistra. Ancora Curcuruto, poi pallone che viene allontanato in rimessa laterale. Ultimo tocco dei nero-rosa secondo il direttore di gara. Si ripartirà dunque da una rimessa dal fondo.
Rimessa battuta corta, pressa però molto alto l'Athletic. Pallone che viene allontanato fuori dal numero 3 Brancato. Recupera, dai! In mezzo! Buona Ariel! Palla recuperata, poi passaggio impreciso, pallone che termina fuori. Si riparte da una rimessa laterale del CUS, poi altro pallone che esce fuori. Secondo il direttore di gara, ancora una volta rimessa per il CUS Palermo. Rimessa laterale battuta all'indietro, pressa il numero 9 Martino. Pallone interessantissimo recuperato da Somauro, poi palla tra i piedi di Martino che serve a destra, poi cross che spiove, poi grande occasione per l'Athletic che recupera un pallone molto interessante e che crea una situazione molto pericolosa. Grande occasione per i nero-rosa per sbloccare il momentaneo 0-0. Rimane momentaneamente a terra l'estremo difensore del CUS Palermo. Nulla di grave, fortunatamente. Altra rimessa battuta corta, ancora l'Athletic che infastidisce. Altro grande rischio per il CUS che soffre notevolmente questa pressione alta dell'Athletic. Pallone recuperato adesso tra i piedi di Curcuruto che si appoggia a Filippone. Cambia dall'altro lato il numero 8 Tango. Athletic che ora prova ad affondare sulla corsia di destra. Lascia sfuggire il pallone Somauro. Ma rimedia subito e riesce a recuperare nuovamente il pallone. Si appoggia poi al compagno che tenta il tiro dai limiti dell'area. Palla che però non trova lo specchio della porta, termina fuori. Palla che rimane lì, lotta il numero 9 Martino. Poi pallone che esce fuori al campo. Sa, più su, sa! Pallone che spiove in mezzo. Poi botta sullo stomaco per il numero 8, però gioco che chiaramente continua. Poi buona chiusura difensiva del numero 3 Brancato che allontana. Poi Cussi che recupera nuovamente, ferma tutto il direttore di gara per un fallo ai danni dell'Athletic. Si ripartirà da una punizione in favore dell'Athletic. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, quasi 16° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Lancio lungo dell'Athletic a cercare direttamente i compagni in aria, poi grande occasione! Poi il pallone che rimane ancora in gioco. Cus che prova a ripartire subito. Athletic che ritorna, ma attenzione, ancora possesso Cus che prova a bucare le difese dell'Athletic. Ferma tutto il direttore di gara. Dai Michele, dai!
Punizione battuta lunga a cercare i compagni in profondità, poi palla che viene allontanata alla bene e meglio dal Cus. Attenzione, ancora pallone dentro, poi fischia il direttore di gara. Silenzio, dai Daniele! Silenzio, dai Daniele! Punizione per il Cus. Battuta velocemente e corta, poi numero 3 che prova a far spiovere il pallone in mezzo. Ci mette la testa la difesa dell'Athletic che allontana. Attenzione, ancora possesso Cus, che adesso prova ad saltare dalla corsia di sinistra. Poi il pallone che termina fuori. Primo calcio d'angolo del match a favore del Cus Palermo. Corner battuto, poi pallone però che non trova nessuno, che viene lasciato rotolare fuori dal campo. Si riparte da Curcuruto. Palla tra i piedi del numero 3 Brancato che allontana. Poi Filippone sulla corsia di sinistra, si appoggia a Curcuruto, poi ferma tutto il direttore di gara per fuorigioco. Punizione in favore del Cus. Dai Michele, gioca! Intervento irregolare di Martino. Si riparte dunque da un'altra punizione in favore del Cus, battuta all'indietro, pressa Martino. Prova a costruire sulla corsia di destra la squadra ospite. Decisi! Buona lettura da parte della difesa dell'Athletic, che allontana forse un po' troppo frettolosamente, però palla che ritorna tra i piedi del Cus, che adesso prova a saltare sulla corsia di sinistra, lancio lungo, troppo lungo. Rientra un po'. Pallone dunque che rotola sul fondo, si ripartirà nuovamente da Curcuruto. Palla battuta corta, poi il lancio lungo. Buon recupero da parte dell'Athletic che allontana e prova a lanciare i compagni posti in profondità. Palla adesso tra i piedi di Somauro. Si appoggia al compagno sulla corsia di destra. Pallone che prova ad essere crossato, c'è la deviazione, sarà dunque calcio d'angolo. Salvo, più alto! Le rosa che si preparano alla battuta del calcio d'angolo. Corner battuto. Pallone che però non riesce a trovare nessuno. Vola sul pallone il numero 3 Brancato, che inizialmente non riesce ad intercettare il pallone, poi lo mette fuori per evitare la ripartenza del Cus sulla corsia di destra e permettere ai suoi di rientrare. Pallone interessante recuperato da Somauro, che adesso continua a guadagnare metri e poi tira dai limiti dell'area. Non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta, però altra grande occasione per l'Athletic di sbloccare lo 0-0 del match. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, quasi 22esimo minuto del primo tempo.
Attaccateli! Che a 2. Pallone recuperato in una buona posizione dall'Athletic, poi non benissimo il controllo, palla che rotola fuori. Guarda Michele, guarda Michele! Interessante rimessa laterale per l'Athletic che batte subito. Ancora la palla tra piedi del numero 9 che si appoggia sul compagno sulla corsia di destra. Prova a ritagliarsi uno spazio Montalto. Ancora Montalto che non riesce però a saltare l'avversario, palla che rotola fuori. Battuta subito la rimessa dal fondo. Poi altro pallone interessante recuperato da Montalto, però ferma tutto il direttore di gara. Ancora la palla tra i piedi del Cus. Poi ottimo recupero da parte di Somauro che può provare a scattare sulla corsia di destra. Lotta per proteggere il pallone il numero 7 dell'Athletic. Lotta alla bandierina del Cus, poi squadra avversaria che riesce ad uscire dal corner e prova a lanciare per i compagni. Intervento in ritardo da parte dei Nerorosa, poi ci mette una pezza il numero 8 Tango, una palla che viene subito recuperata dal Cus, poi pallone lungo, facile tra le braccia di Curcuruto, che poi lancia lungo per i compagni in profondità, riesce a recuperare il numero 90 del Cus, ma poi subito pallone di nuovo tra i piedi dei Nerorosa, palla tra i piedi di Filippone che può provare a scattare sulla corsia di sinistra, appoggiata a Curcuruto che adesso può provare a crossare in mezzo, pallone che rimane lì e poi grande occasione del numero 4 Alaimo. Bravo, buona! Bravo, metti la lunga sulle fasce! Peccato! Ottima azione da parte della squadra di casa. Attacca Michele! Altro pallone che spiove in aria. Ancora il numero 4 che prova ancora una volta a tirare, cerca di controllare con la testa Curcuruto, poi arbitro che fischia il fuorigioco. Battuta lunga, la rimessa dal fondo. Ferma tutto però il direttore di gara. È una trattenuta un po' troppo vistosa di Filippone. Dani è dietro il centrocampo! Dani! Resta lì, fa la palla! Lanciata lunga la punizione. Palla che viene intercettata dalla difesa nerorosa. Prova a lanciare in avanti per i compagni. Il pallone pericoloso recuperato dal Cus, ma attenzione, ci mette ancora una pezza il numero 4, tutto regolare per il direttore di gara. Altro lancio lungo a cercare dritto la porta, un po' troppo alto. Brivido per i nerorosa. Vai Dani! Batte corto Curcuruto. Palla tra i piedi di Filippone. Prova a saltare l'uomo, ci riesce. Poi il lancio lungo dalle parti di Somauro, che lotta sul pallone. Poi ci mette una pezza la difesa del Cus che recupera. Ma attenzione, subito Athletic che riprende il pallone. Fermato in maniera irregolare, prova a battere subito l'Athletic. L'arbitro però invita a ribattere.
palla affidata a Galante, poi cede il posto a Curcuruto. Lancia lungo Curcuruto a cercare direttamente il numero 3 Brancato in area. Quasi tutto perfetto. Altra grande occasione per l'Athletic. Si ripartirà da una rimessa dal fondo del CUS, battuta ancora una volta corta. Arriva il lancio lungo. Ci arriva prima il numero 6 Galante, che si appoggia poi a Curcuruto. Ancora scambio con Galante. Poi si appoggia al compagno sulla corsia di destra. Pallone che però viene recuperato dal CUS Palermo, che prova ad affondare sulla corsia di sinistra. Pallone che va in mezzo, non riesce a smanacciare Curcuruto. Però palla che rimane lì e che viene allontanata dalla difesa dell'Athletic. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Recuperato ancora una volta il pallone. Questo lo spinge pure, oh! Esce il primo cartellino giallo del match ai danni del numero 8 Pizzo del CUS. Si guadagna quindi il primo giallo Filippone. C'era quello di prima, questo non c'era. Non è solo una munizione. Io sto pure la munizione di Si prepara alla battuta Filippone. Mantiene il pallone dentro il numero 9 dell'Athletic. Poi palla che viene recuperata dal CUS, che va a sbattere sull'arbitro. riparte da palla in mano. Sì, l'ha rinviata a Ancora a possesso CUS. Lotta il numero 4 sul pallone che riesce a recuperare. Poi palla tra i piedi di Curcuruto che punta l'uomo. Ancora Curcuruto. Poi palla che rotola dalle parti di Lacara, che si tuffa per raccogliere il pallone tra le braccia. E poi rinvia lungo. Ci mette però la testa il numero 5 Orlando. E ancora una volta Orlando ad allontanare. Altro lancio lungo del CUS. Galante accompagna il pallone tra i piedi di Curcuruto, poi glielo restituisce. Ancora Galante. Galante si fa tutto il campo in mezzo e si guadagna una punizione. Non era fallo per niente. Lo specchio, Dani! Ancora una volta a battere Curcuruto, che cerca direttamente la porta. Facile però per Lacara. Si limita ad accogliere il pallone. Nel frattempo 31esimo minuto di gioco. Mancano 4 minuti al termine di quelli regolamentari, dopodiché staremo a vedere quanti saranno quelli di recupero affidati all'arbitro. Nel frattempo attacco pericoloso del CUS Palermo che prova a bucare le difese nero-rosa, poi pallone rischiosissimo che esce fuori. Va a recuperare il pallone Curcuruto. Recupera palla il CUS.
Poi lotta di possesso tra le due squadre. Ma la meglio l'Athletic che può provare a ripartire. Palla a servire sulla corsia di destra Somauro, che prova a saltare l'uomo. Corner per l'Athletic. Spiove in mezzo, palla che rimane lì. Palla tra i piedi del numero 9 che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Altra grande occasione tra i piedi di Martino. Buono, Michele! Gianno! Lancio lungo del Cus. Non riesce Recupera, Dani! ad Recupera! intercettare bene il pallone Galante. Palla che termina fuori. Rimessa laterale per la squadra ospite. Buon recupero da parte del numero 9 dell'Athletic che può provare a scattare sulla corsia di destra, recupera però il Cus che a sua volta risponde. Recupera il pallone dell'Athletic che prova ad allontanare. Palla che però rimane ancora una volta lì, stavolta è Galante a lanciare lungo per i compagni posti in avanti, pallone che però rotola tra le braccia di Lacara. Rinvio a cercare il numero 3. Ha sbagliato il controllo, sarà rimessa laterale per l'Athletic. Pallone che esce fuori. Sarà rimessa laterale dell'Athletic. Rimessa che viene battuta subito. Staremo a vedere ora quanti saranno i minuti di recupero dati dal direttore di gara. Palla che viene accompagnata dai piedi di Curcuruto, invitato a lanciare lungo. Altro lancio lungo a cercare Somauro. Sembrerebbe uno solo il minuto di recupero dato dal direttore di gara. Un minuto che già sta per concludersi. Poi altro lancio lungo da parte del Cus, che può provare un ultimo assalto alla porta nero-rosa. Galante però mette fuori il pallone. Altra palla che esce fuori. Sarà corner per il Cus Palermo, dove ci sarà con ogni probabilità il duplice fischio dell'arbitro. Corner battuto, palla che rimane però ancora lì. Palla rimessa in mezzo, ancora pericolo per l'Athletic che però riesce all'ultimo ad allontanare e che può provare un ultimo tentativo di ripartenza. Poi arriva il fischio dell'arbitro, uno solo, quindi
Con ogni probabilità adesso arriverà il duplice fischio del direttore di gara. Secondo minuto di recupero inoltrato. Dagli la palla, Michele! Rimessa laterale battuta. Lascia ancora giocare il direttore di gara. Arriva ora il duplice fischio. Squadre che vanno negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Staremo a vedere adesso nel secondo tempo se una delle due squadre riuscirà a sbloccare il risultato. Mentre qui intanto c'è un lancio sul quale interviene Lo Piparo, poi Di Maria! Subito per l'1-0, subito il capitano a mettere il timbro, a mettere la firma, 1 minuto e 11 secondi, Marco Di Maria, 1-0 Mistral. Cassata va da Leto, c'è il blocco di Cascino, la palla è per lui, quasi un backdoor cestistico, miracolo da parte di Ciccio Di Liberto. Punta la Barbera, prova a saltarlo, usa il fisico, la Barbera lo ferma, poi Mendola non riesce a scorrere, Cassata! Pareggio Cus, ruba, spara, segna, salvo Cassata, da capitano risponde al capitano, 1-1. Cassata, Cascino, punta ancora la Barbera, sterzata, Cascino, Giangrande, subito verticale, grande intervento di la Barbera, poi non riesce Leto a servire Cassata, occasionissima Cus. Postare da ultimo, tocca la Torre che recupera il pallone, la Torre vuole attaccare da fermo, appoggia Fuentes e zona tiro, colpisce l'incrocio dei pali e palla fuori, si presenta così alla partita Fuentes. L'aria fermato regolarmente proprio da Giangrande che prova ad imbolarsi, è un 3 contro 2 suolata di Giangrande, Cassata toccò lì sotto, bravo qui Di Liberto su Scalavino. Blocca Orlando, palla per Dell'Aria che ha spazio, Dell'Aria contro Scalavino, serie di finte, Dell'Aria sul fondo, dentro! E la palla che colpisce in pieno la Torre, ma non va in porta. Va Dell'Aria prima di Giangrande che però resiste, ancora Giangrande prova ad andare, c'è solo in area Grammatica, la palla è per lui, la parata, doppia parata di Liberto, a dire di no a Grammatica. In questi primi 10 minuti e 40, ma attenzione a Scalavino, Cascino dopo la suolata, Cascino, sterzata, ancora Cascino, palla per Grammatica, zona tiro con deviazione, palla sul palo, pallone che rimane lì Cascino, non riesce a approfittarne. Al piccolo trotto contro Cascino, sterzata e destro, deviato, c'è Orlando che salta Lo Piparo e fa 2-1, il gol di Orlando che poi esulta e riporta avanti i suoi. Attenzione alla ripartenza del Cus con Francavilla che arma Giangrande, cerca il secondo palo 2 volte, questa volta però va in porta e la trova in pieno, 2-2, il gol di Filippo Giangrande per il pareggio. Arriva il blocco del capitano, ancora a cercare di liberare il suo numero 8 che poi va, spalla alla porta da Mendola! Golasso di Mendola che sente il contatto, lo aggira e fa 3-2 subito per il Mistral. Di fiato ne devono prendere le due squadre. Di Liberto lungo sulla traversa, poi Mendola non è riuscito a ribadire in porta. Mentre Di Liberto la gioca, non si fa ingolosire, quindi si gioca 4 contro 3, 40 secondi alla fine del primo tempo, la Torre due volte Lo Piparo. Murò, palla dentro la Torre, in qualche modo la controlla ancora la Torre, 2 volte Lo Piparo, poi va giù nel contatto con Scalavino, tutto regolare. Come regolare il 10, poi Cassata, Scalavino, calcio con la punta, deviazione di Liberto. Non sappiamo come l'ha presa, ma l'ha presa. Qui Dell'Aria, prova ad andare in velocità, Dell'Aria passa dall'altra parte ma intercetta tutto Badalamenti, Dell'Aria però riconquista, Dell'Aria suolata! Dell'Aria con caparbietà, con voglia
e senza perdere l'osso, senza perdere di vista l'avversario, firma il 4-2 e il primo doppio vantaggio per il Mistral. Con Mendola che prova ad agganciare, poi Leto attende il rimbalzo e se la riprende. Leto sulle manone di Diliberto, palla in angolo. Fuentes con la ruleta su Pace, ancora Fuentes, gran giocata Fuentes, ancora Fuentes, non trova la porta, è arrivato forse stremato al tiro. Ancora 1 contro 1, Murò, il palo, stava per spaccare la porta, salvo Murò. Francavilla, serie di isolate, poi tocco per Pace, ancora Francavilla, a terra di Diliberto che riesce in qualche modo a prendere pure questa. Qui la pressione su Fuentes, fallo di Giannusa, tiro libero e Murò contro lo Piparo, 28 secondi alla fine. Fischiano gli arbitri, la rincorsa di Murò, il destro e il 5-2 che chiude i giochi, lo firma Salvo Murò. Sono 5 partite, sono 5 finali per Camarat e Don Carlo Misilmeri. Vietato sbagliare in questo rush finale che può consegnare tanto ad entrambe le squadre. Benvenuti qui al video di Marco di Cammarata per la gara tra biancazzurri e in teoria biancorossi, anche se oggi sono con un completo blu scuro. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. A scelta di Mister Napoli, ancora qua col pallone al centro per Pierce. La parata di Salvo, la torsione di Nacho Pierce. Insiste Osvaldo, pallone messo al centro, Pierce! Un'altra volta con la testa, un'altra volta vicino all'1-0, Nacho Pierce. Occasione biancazzurra, pallone in aria, Guadalupo qua vuoto. C'è Pierce ancora, Pierce bloccato, Guadalupo raccoglie Pisciotta! È tutto buono, Camarat avanti! Lotta Guadalupo, alla fine il pallone è passato, occhio! Buco nella difesa del Camarat, c'è Canitano che mette al centro, chiude Paio, ancora Canitano, a rimorchio, di fatta, può andare allo spazio destro! Esce! Guadalupo, dalle parti di Pierce, tutto buono, il controllo un po' meno, ma può andare il numero 9 che rimette subito al centro questo pallone che passa! Errore incredibile di Salvo, gol di Pierce! 2 volte Murato, non la terza, se ne va il 7. Poi l'1-2 funziona, Pisciotta in aria, Pisciotta al centro, Pierce! Colpisce male, forse non se l'aspettava più, vicino al 3-0 del Camarat, parte subito di Salvo a Don Carlo. Guadalupo ancora, pallone che arriva al centro, c'era Pisciotta che sul secondo palo stava per ribadire nuovamente in gol. E adesso il rilancio con le mani che arriva in aria, tutti a vuoto, occhio alla rovesciata tentata, lì in area piccola. Pane, va direttamente in porta, di Salvo e poi anche il palo. Insiste il Camarat, prova a uscire a Don Carlo, il tiro lontanissimo, va provato nuovamente da Pisciotta con Di Salvo che in 2 tempi deve farla sua. Occhio a Pierce, pallone buono, si gira poi qua Pisciotta e poi Pierce lotta, prende posizione Pierce che scavalca poi il suo avversario, che lavoro di Pierce, poi Guadalupo bloccato dal fango, ancora Camarat, Pierce è in aria, Pierce va con sinistra al centro, si blocca il pallone, incredibile, si è bloccato il pallone nell'area piccola di Romana. Osvaldo mette al centro, Di Salvo in calcio d'angolo, Guerrero in aria, c'è anche Guadalupo per il Camarat, pallone al centro, Miana vuoto e c'è la rete, proprio Kevin Guadalupo! Arrivano ora i 3 fischi, il Camarat vince ancora, continua la corsa verso i playoff.
verso il sole. Don Carlo battuta con merito dai biancazzurri che continuano a sognare. Ottimo scambio di tacco, il numero 7 Niceta, poi pallone che praticamente arriva in porta, grande occasione per Manzella. Pallone tra i piedi di Manzella, che va per la porta, troppo alto per il tiro, palla tra i piedi di Manzella, che scambia con Niceta, ancora Manzella, per un soffio, non riesce a sbloccare il match. Aggancia Manzella, prova a farsi strada e appoggia verso Villardita che poi mette in mezzo. Grande occasione per la TF. Sistori va per il lancio lungo a cercare Manzella che riesce ad agganciare il pallone e a tu per tu con l'estremo difensore Larenzolo Piccolo non riesce a batterlo, però bastante pallone Larenzolo Piccolo nel frattempo. Scatta col suo numero 9 sulla corsia di destra e fa venire un brivido. Corner battuto e poi pallone che finalmente si insacca dentro. Va in vantaggio la TF. Riesce ad agganciare nuovamente il pallone Villardita che prova a mettere la palla in mezzo. Poi ancora palla tra i piedi di Villardita che mette nuovamente il pallone in mezzo. Poi tiro e manca lo specchio della porta. Palla ancora che prova ad affondare sulla corsia di sinistra. Poi pallone in mezzo. Villardita raddoppia con un gol bellissimo. Raddoppia il vantaggio la TF. Troverà più riprese pronto. Nel frattempo calcio d'angolo per la TF. Corner battuto e poi pallone che si insacca dentro per il 3-0 della TF. Doppietta di Lapadula, grandissima partita per il giocatore. Corner battuto e poi altro pallone che si insacca dentro. A segnare stavolta il numero 3 Pisano. Va per servire Troia. Poi palla che rimane tra i piedi della TF con Mancuso che lotta per farsi spazio, palla che resta ancora lì, poi tira Troia e anche il numero 19 Paolo Troia si unisce alla festa gol della TF ed è 5-0. Lancio lungo a cercare e trovare Mancuso che si trova a tu per tu e si unisce anche lui alla festa gol al velodromo Paolo Borsellino. 6-0 ora il risultato. Quasi tutto pronto per ricominciare. Il match valido per l'ultima giornata del campionato regionale Under 15 Elite tra Athletic Club Palermo e CUS Palermo. Risultato fermo sullo 0-0 nel primo tempo. Questione di pochi attimi per l'inizio del secondo tempo. Lui Modesto ha fatto un fallo a centrocampo, direttamente prima gli ha dato la munizione, poi è andato a vedere al VAR, direttamente a gol. Dopo che ha sfiorato pure il gol. No, vabbè,
quasi tutto pronto per cominciare. Arriva finalmente il fischio del direttore di gara che sancisce l'inizio del secondo tempo di Athletic Club Palermo, CUS Palermo. Subito un tentativo d'assalto da parte della squadra ospite. Ancora CUS Palermo che prova a bucare le difese nero-rosa, poi Atletico che riesce a recuperare il pallone. Non riesce però Curcuruto nel controllo, palla che termina fuori. Altro recupero interessante per il CUS che poi spiove il pallone in aria. Ancora pericolo per l'Athletic che allontana come può. Salvo, dai! Rimessa laterale subito battuta. Fallo di mano per il CUS Palermo. Si batterà la punizione in favore dell'Athletic. Si sistema il pallone Galante e poi va per il lancio lungo. Intercetta di testa il CUS che prova ancora una volta a rispondere. Palla che finisce nuovamente tra i piedi di Galante che lancia lungo dalle parti di Curcuruto, poi fischia l'arbitro, fuori gioco. Lancio lungo del CUS. Pallone che finisce nuovamente tra i piedi di Galante, quello accompagna tra quelli di Curcuruto. Allontana Orlando. Poi Somauro va all'assalto del pallone, riesce però a recuperare il CUS che prova a rispondere. Ancora possesso per la squadra ospite. Non riesce nel tempo Montalto, poi grande rischio. Palla troppo alta che non inquadra lo specchio della porta. Era entrato con i tempi sbagliati il numero 2 Simone Montalto. Si riparte dalla rimessa dal fondo, battuta corta. Allontana a lungo Orlando, poi palla tra i piedi di Montalto. Altro passaggio impreciso, CUS che recupera, poi altro recupero del pallone, interessantissimo per l'Athletic. Lascia giocare il direttore di gara, palla che rimane lì in mezzo, grande occasione, poi pecca di precisione l'ultimo passaggio, ma ancora possesso Athletic che con Montalto lancia lungo sulla corsia di destra, sempre dalle parti di Somauro che però non riesce ad arrivare in tempo sul pallone. Battuta la rimessa laterale. Poi palla che esce fuori. Si ripete quest'arbitro! Rimessa laterale per l'Athletic. Pallone che spiove in mezzo, poi allontanato. Lotta Orlando sul pallone. Palla ancora una volta recuperata dal CUS che può provare a ripartire. Esce Curcuruto che allontana dalle parti di Somauro.
Ancora pallone sulla corsia di destra, la tiene in gioco il numero 9, poi pallone che termina tra le braccia dell'estremo difensore del CUS Palermo, che subito si appoggia ai compagni sulla corsia di destra per provare a ripartire. Questa laterale battuta, poi Athletic che allontana e può provare a ripartire lanciando lungo dalle parti di Somauro. Ci arriva di testa però prima la difesa del CUS, ma recupera nuovamente il pallone dell'Athletic e prova a scattare con il pallone tra i piedi del numero 8 Tango. Athletic che si guadagna un calcio d'angolo. Dai Michele che è tua! Batte l'angolo Curcuruto, pallone però troppo potente, arriva dall'altro lato, però ci arriva il numero 3 Brancato, che si guadagna una rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, poi pallone che prova ad andare dritto in porta, facile tra le braccia di Lacara, poi allontana, non riesce Montalto ad intercettare il pallone, ci mette una pezza il numero 8 Tango, poi palla che viene nuovamente recuperato dal CUS Palermo. Attacca, vieni, attacca, andiamo! Ancora possesso CUS. Pallone interessante per la squadra ospite che prova a bucare le difese nero-rosa. Questa volta allontanano. Poi tutto regolare secondo il direttore di gara e poi pallone che finisce tra le braccia di Curcuruto, che poi lancia lungo. Recupera un altro pallone l'Athletic, ci mette però subito una pezza il CUS. Poi riesce a recuperare un interessantissimo pallone Somauro, poi il direttore di gara ferma tutto. Batte la punizione il CUS. Gioco fermo per alcune sostituzioni in casa CUS Palermo. Gioco che può riprendere, battuta la punizione. Palla che va dalle parti di Lacara, prova a pressare alto l'Athletic per infastidire la manovra avversaria. Lancio lungo del CUS. Poi non riesce ad allontanare Orlando, ci mette una pezza il compagno dietro. Non è recuperato dall'Athletic, che può provare a ripartire per vie centrali. Lancio lungo interessante tra i piedi di Curcuruto, che adesso si trova sulla corsia di sinistra, palla che poi viene allontanata fuori. Palla a servire Somauro,
che ha una ghiotta occasione in aria del Cus, prova ad appoggiarsi al compagno, non si intendono i due giocatori e favoriscono una ripartenza del Cus Palermo, che scatta palla al piede, poi sbagliata a calibrare il passaggio, ci mette una pezza il numero 3 dell'Athletic Brancato. Palla che termina fuori, sarà rimessa laterale per l'Athletic, prova a lanciare lungo. Altro pallone allontanato, forse con un po' troppa forza, finisce facilmente tra le braccia di Lacara. Intercetta di testa il numero 5 Orlando. Pallone che però non trova nessuno, quello di Tango. Battuta la rimessa laterale, palla che però termina subito fuori. E più avanti, e più avanti! Più avanti! Batte la rimessa laterale Montalto a cercare su Mauro. Poi lotta sul pallone il numero 9 che però non riesce a coordinarsi bene. Palla che però arriva tra i piedi di Filippone, che prova a rimettere in mezzo, però palla troppo alta. Battuta la rimessa dal fondo. Palla che viene recuperata dall'Athletic, che adesso prova ad affondare sulla corsia di sinistra, palla che però poi termina fuori. Palla tra i piedi di Filippone che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra, ferma tutto poi il direttore di gara. Pallone che era uscito fuori. Palla allontanata dalla difesa dell'Athletic, che prova a favorire una palla interessante per i compagni posti in profondità. Ci aveva provato ancora una volta il numero 9 Michele Martino. Tempo! Messa al fondo battuta, poi lancio lungo, ancora palla tra i piedi del Cus, la mette fuori Montalto. Dove dietro? Altra rimessa laterale per il Cus. Attacca Michele! Subito Michele! Dai che l'ha aperto! Mette pressione l'Athletic. Poi arriva un altro lancio lungo a cercare i compagni sulla corsia di destra. Lancio però troppo lungo, termina fuori. Rimessa laterale per l'Athletic.
Prova a cambiare tutto l'Athletic. Ci mette una pezza la squadra nero-rosa che prova a scattare sulla corsia di destra con Montalto. Fa muro con i giocatori della squadra ospite. Ancora Dai ragazzi! palla che termina fuori. Forza Vinci, forza! Battuta la rimessa laterale a cercare Somauro che lotta sul pallone. Bravo Ariel! Poi Alaimo scarica su Filippone. Lotta ancora Filippone sul pallone. Solo, non aiuta nessuno. Recupera un interessante pallone il Cus Palermo che può provare a ripartire. Ci mette subito una pezza la difesa nero-rosa. Per provare a rispondere. Galante che lancia lungo per i compagni. Tutto regolare secondo il direttore di gara. Tentato il tiro, poi la rovesciata. Ancora la porta che rimane inviolata, quella del Cus Palermo. Altra grande occasione per i nero-rosa di sbloccare il match. Dai Dani! Recupera il pallone il Cus Palermo. Si prepara a battere la rimessa dal fondo. Riprende il gioco. Lancio lungo. Bravo Ariel, bravo! Ottimo pallone recuperato da Laimo. Poi palla che viene allontanata. Altra rimessa per l'Athletic. Pallone allontanato dalla difesa dell'Athletic che sventa un possibile contropiede del Cus. Poi il Cus che prova ad affondare sulla corsia di sinistra col pallone tra i piedi del numero 7. Ora sono due le maglie avversarie in aria. Pallone che viene allontanato alla bene e meglio fuori dal campo. E l'Atletico che si guadagna la rimessa laterale. Altro pallone fuori, altra rimessa laterale per l'Athletic. Sali Michele! Continua a guadagnare metri la squadra di casa attraverso le rimesse laterali. Palla che resta in possesso dell'Athletic. Difesa granitica del Cus che cerca di intercettare qualsivoglia tentativo, però attenzione a questa palla, poi fischia il direttore di gara. Stavolta no, totalmente no! Che vede il fuorigioco. Vai! Ancora possesso Cus Palermo che prova il lancio lungo sulla corsia di destra. Riesce a neutralizzare il pallone il numero 6 Galante.
Ancora un pallone interessante per il Cus Palermo che spiove la palla in mezzo, grande rischio per la squadra nero-rosa, poi pallone che viene recuperato e lanciato il più lontano possibile. Ancora possesso Cus Palermo, stavolta ad allontanare la palla il numero 5 Orlando. Pallone interessantissimo sulla corsia di sinistra tra i piedi del numero 10 Curcuruto. Poi palla che termina fuori. Rimessa laterale battuta. Palla tra i piedi di Alaimo. Poi pallone che viene recuperato dal Cus, tentato il lancio lungo, ci arriva però tranquillamente Curcuruto con i piedi che poi allontana, cerca i compagni in profondità. Ottimo pallone recuperato all'Athletic, palla che si appoggia a Somauro, che prova direttamente il tiro e poi grandissima occasione da parte dell'Athletic che non riesce a pochi centimetri dalla porta a metterla dentro. Altra grande occasione per i nero-rosa per sbloccare il match. Si riparte nel frattempo da una rimessa dal fondo per il Cus Palermo. Subito un lancio lungo. Difesa nero-rosa che si appoggia ai piedi di Curcuruto che lanciano lungo. Intercetta il Cus, lotta Alaimo sul pallone. Commette fallo poi. Direttore di gara che esce il cartellino per il numero 4. Ariele Alaimo. Salvo alti! Punizione per il Cus Palermo. Battuta la punizione lunga. Pallone che viene lasciato oltrepassare la linea di fondo. Poi battuta la rimessa al fondo corta da Curcuruto. Lancio lungo dell'Atletica a cercare i compagni posti in profondità. Poi pallone che termina fuori. Ma sarà rimessa laterale per l'Atletic. Avanti la palla. Adamo. Pallone recuperato dal numero 8 Tango, poi palla tra i piedi del numero 7. Altro pallone intercettato da Tango, poi Cus che allontana, Curcuruto esce e salva tutto. Tutto regolare per il direttore di gara che lascia correre. Altro lancio lungo. A cercare suo Mauro, poi Cus che ci mette una pezza e prova a lanciare lungo sulla corsia di sinistra. Tentato l'affondo del numero 32 della squadra ospite, palla che va in mezzo. Tentativo di allontanarla, palla che rimane ancora lì. Un'altra pezza messa dalla difesa dell'Atletic che poi prova ad allontanare definitivamente, ma Cus che tiene il pallone in gioco. Allontana lungo Galante, non riesce ad agganciare su Mauro. Poi ancora possesso Cus Palermo che prova ad affondare sulla corsia di sinistra. Cross a cercare i compagni in mezzo, trova solo le braccia di Curcuruto, poi allontana lungo.
Forte, Sa, forte! Altro pallone tra i piedi del Cus Palermo. Pallone che viene allontanato fuori dal numero 2 Montalto. Solo 10 minuti per l'Athletic Club Palermo per sbloccare il risultato del match. Rimessa laterale battuta. Poi per l'arbitro è tutto regolare. Lancio lungo, che però termina fuori dal campo. Gioco momentaneamente fermo, rimane a terra uno dei giocatori del Cus Palermo. È dietro! È molto dietro! Battuta la rimessa laterale. Riesce a recuperare il pallone Filippone, che prova a correre sulla corsia di sinistra. Recupero regolare secondo il direttore di gara da parte del Cus. Poi palla che finisce tra i piedi di Calante, che lotta sul pallone e poi lancia lungo. Ci arriva di testa la difesa del Cus, che riesce a recuperare il pallone, che prova l'ennesimo affondo per vie centrali. Fischia il fallo il direttore di gara. Sarà punizione per il Cus Palermo. Punizione interessante per il Cus Palermo. Si aspetta il via del direttore di gara, via che arriva in questo momento, pallone battuto, palla troppo alta però non impensierisce particolarmente Curcuruto, che si limita a recuperare il pallone. Sostituzione nel frattempo in casa Athletic Club Palermo. Alta rimessa per l'Athletic. Primo pallone toccato per il numero 15 Giordano Mereu. Poi palla che viene recuperata dal Cus Palermo. Ottimo pallone recuperato dal numero 10 Curcuruto, che si appoggia a Filippone. Poi tutto regolare per il direttore di gara. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, 64esimo minuto di gioco. Mancano 6 minuti al termine di quelli regolamentari, dopodiché staremo a vedere quanti saranno quelli di recupero affidati dall'arbitro. Poi altra palla che viene allontanata dal Cus Palermo. Pallone lungo, sfila
e viene lasciato sfilare dalla Cara, poi si prende tutto il tempo del mondo per recuperare il pallone. Squadra di casa però che reclama l'angolo. Angolo che viene concesso. Squadra ospite che gioca un pochettino con il cronometro. Va Curcuruto alla bandierina. Cross a cercare i compagni in mezzo, poi pallone che viene recuperato dal Cus che prova a ripartire sulla corsia di destra. Lancio lungo a cercare il numero 4 Geraci. Palla però troppo lunga. Lotta di possesso tra le due squadre. Poi punizione per l'Athletic. L'arbitro invita a ribattere la punizione. Punizione finalmente battuta. Non riesce nel controlloso Mauro. Prova a ripartire il Cus. Fischia il direttore di gara. Punizione per il Cus Palermo. Riesce a recuperare il pallone il numero 8 Tango. Poi palla che viene nuovamente recuperata dalla squadra ospite. Allontana la squadra nero-rosa alla ricerca dei compagni in profondità, poi pallone che termina fuori. Veloce Simone, è finita Simone! È finita Simone! Oh, fate vedere! Battuta la rimessa laterale. Palla. È fallo! Tutto regolare secondo il direttore di gara. Sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. Battuta la rimessa laterale. Riesce ad intercettare suo Mauro, poi pallone che viene allontanato, ci mette la testa la difesa nero-rosa. Lotta aerea di possesso tra le due squadre. Riesce ancora una volta a recuperare il pallone l'Athletic. Prova a servire suo Mauro, pallone che termina fuori. Rimessa laterale per la squadra nero-rosa. Va a recuperare il pallone Montalto. Che spiove direttamente in aria. Poi squadra nero-rosa che si guadagna l'angolo. Occasione ghiotta per la squadra di casa di sbloccare il match a pochi minuti dal termine della gara. Va sempre Curcuruto alla bandierina. Pallone che spiove in mezzo. Ci mette la testa l'Athletic. Palla che però termina fuori, non trova lo specchio della porta. Continua a giocare col cronometro il Cus. Tra poco scopriremo anche quanti saranno i minuti di recupero dati dal direttore di gara. Battuta lunga. Ferma ancora una volta il gioco il direttore di gara. Punizione per l'Athletic.
Palla lanciata lunga a cercare i compagni in aria, poi ci mette la testa la difesa del CUS, ma attenzione ancora possesso Athletic. Palla raccolta tra le braccia di Lecaro, che poi lancia lungo. Pallone che termina fuori, sarà rimessa laterale per il CUS. Battuta la rimessa laterale, Athletic che prova a lanciare lungo, ancora possesso Athletic. Tutto regolare per il direttore di gara, viene reclamato un fallo di mano, ma il direttore di gara continua a lasciar correre il gioco. Tempo possesso di Somauro, che prova a saltare l'uomo, recupera palla ancora una volta il CUS, poi intervento ritenuto regolare da Tango, ancora una volta l'arbitro lascia correre, poi pallone che termina fuori. È uno scemo quest'arbitro. Gioco momentaneamente fermo. Si rialza il numero 8 Vincenzo Tango, ma in questione di pochi secondi al triplice fischio del direttore di gara. Controllo di Somauro, che si appoggia alle retrovie, poi lancio lungo e palla che termina fuori, sarà rimessa laterale per l'Athletic. Va velocemente a recuperare Montalto il pallone e si prepara a battere la rimessa laterale. Rimessa battuta, poi altra palla che termina fuori. Palla che esce, il direttore di gara però non vede, lascia correre il gioco, favorendo la ripartenza del CUS Palermo, che adesso prova ad affondare sulla corsia di destra. Poi il pallone in aria, tentativo, e poi Curcuruto riesce a recuperare il pallone tra le braccia e lanciare lungo verso i compagni, ma troppo tardi. Triplice fischio da parte del direttore di gara, termina 0-0 il match tra Athletic Club Palermo e CUS Palermo, gara valida per l'ultima giornata di campionato regionale Under 15 Elite.